Questa non è la storia di come sono diventato padre, ma questa non è neanche la storia di come la pandemia ha fatto deragliare le nostre esistenze. Questa è la storia di Amanda e di come mi ha rovinato la vita. Per lei ho fatto cose molto brutte. Bisogna stare attenti a quello che si desidera. Tua moglie è fortunata. Ti ricordi Amanda del B&B qui di fronte? Ciao. Tu sei pazza. Pensi che puoi giocare così con me? Lo sai chi sono io. Io ti conosco a te. Che cosa? Perché non me l'hai detto? Avrai anche te dei segreti, no? Facciamo un patto. Hai una mente perversa. Sei coraggioso. Puoi diventare l'eroe che volevi essere.